Buonasera, siamo alla casa di Giulietta, è quasi mezzanotte e tra poco ci sarà la 10ª scena che vede appunto Giulietta che tra dubbio e angoscia assumerà la fiala, la pozione che ha ricevuto da frate Lorenzo quest'oggi e cadrà in uno stato di morte apparente. Sola. Devo essere sola per recitare la mia scena. Vieni, Fiala. Se questa mistura non agisse, allora sarei sposa domattina.
se fosse un potente veleno che il frate avesse preparato con astuzia per farmi morire, piuttosto che avere disonore da queste nozze, perché proprio lui mi ha unito a Romeo. Ma se mi svegliassi nella tomba prima dell'arrivo del mio Romeo, non resterei soffocata in quel sepolcro, in quella bocca fetida dove non entra un soffio d'aria pura, e non morrei là prima dell'arrivo del mio Romeo. Ma se resto viva, non può darsi che l'orribile pensiero della morte e della notte, in quell'antica cripta in cui si alzano in cumulo le ossa dei miei padri, non può darsi che svegliandomi troppo presto in quel nauseabondo lezzo di morte urla io diventi pazza in mezzo a quei terrori sovrumani, e talmente pazza da mettermi a giocare con le ossa dei miei padri e non morrei là prima dell'arrivo del mio Romeo. Eccomi, Romeo. Io bevo per te. Così Giudietta beve il veleno, sperando naturalmente di risvegliarsi tra circa 40 ore in compagnia di Romeo. Sappiamo che la situazione è andata diversamente, frate Lorenzo non è riuscito ad avvertire Romeo e ovviamente questo ha precluso l'incontro. La scena si chiude qui, domani mattina alle 10 la balia verrà a svegliare Giudietta, la troverà morta e quindi faremo un corteo funebre dalla casa di Giudietta fino alla tomba. Questa era la scena numero 10 del Giudietta Memory Life. Grazie di essere stati con noi, continuate a seguirci, Casa Shakespeare. Grazie.